future spese della ditta Mario Pietro per un importo di 100.000 euro da ripartire nei 10 anni di durata della convenzione. Disponibilità di mezzi e operatori propri della società da utilizzare da parte del servizio di protezione civile per l'intera durata decennale della convenzione, comunicata la successiva lettera G, in caso di lavori urgenti dovuti ad eventi straordinari naturali e meteorologici per un totale annuo di 30 ore fino all'importo di 3.000 euro per i mezzi d'opera e per un totale annuo di 50 ore fino all'importo di 1.750 per manodopera per gli operatori con garanzia del 3,2 euro per chiamata. I mezzi che mettono in sono 2 scavatori gommati, un scavatore cingolato, 3 autocarri, un paragommata, 2 scavatori, un impara, 4 operai specializzati, 2 operai qualificati, oltre a lavori di sistemazione stradali su varie vie e strade del comune di Cavale per l'intera durata decennale della convenzione comunicata per un importo anno di 8.000 euro. Ci sono tutta una serie di, forse sono anche altre, ma una serie di opportunità che la ditta ci offre che possiamo anche perché ci serve, oltre a queste, la convenzione stessa, la convenzione madre, prevede già una serie di vantaggi per l'amministrazione. Adesso non so domani non mi ricordo. Grazie consigliere vice sindaco commisso, consigliere Anterno. Allora, l'interesse, cioè quello che noi stiamo facendo qui non è l'interesse specifico di una ditta, di un'altra, e non stiamo neanche discutendo tanto, è l'interesse dell'amministrazione comunale, del comune di Cavoli. Sia a 5 anni, siccome tutti i costi e le proposte che ha fatto la ditta in oggetto sono distribuiti in 10 anni, anziché distribuire in 10, li distribuisce in 5, cioè non è che cambia molto. In ogni caso è possibile ritenere che tra 5 anni qualche altra impresa si possa fare un'offerta migliorativa? Io ritengo di sì, forse sbaglio, non lo so. E tuttavia 5 anni sono un'ottica comunque di medio periodo. 10 anni ci sembrano veramente tanti. Ci sembra di creare un monopolio, per qualcuno, capite? E questo è il problema di fondo. Ora, nulla, c'è tanto che il servizio è ottimo, che funziona bene, che funziona meglio, eccetera, eccetera. Ma siamo di fronte a un interesse che dobbiamo tutelare per conto della collettività e cercando di farlo risparmiare, dice il sindaco. Non è interesse nostro capire se ci guadagna o non ci guadagna. Se sarà fatto bene sui conti loro, hanno fatto la proposta che voi avete accettato e dico bene, però io in quanto minoranza dico guardate che forse 10 anni sono un periodo un po' troppo lungo. Grazie. Vice sindaco commisso. Noi non riteniamo che 10 anni sia un periodo troppo lungo perché sappiamo bene quanti anni ha dovuto aspettare la ditta prima di perfezionare la possibilità di fare questo impianto. È veramente un iter lunghissimo, quindi anche se succedesse che qualcuno dovesse mettersi adesso a preparare il tutto, tra 10 anni forse è pronto per la scadenza della convenzione. Quindi abbiamo ritenuto che sia congruo il periodo, sostanzialmente non è un'attività che nasce tutti i giorni quella di creare un tipo di attività di questo genere, assolutamente, anzi abbiamo già la fortuna che ce n'è che ne abbiamo uno da poter utilizzare, per cui non abbiamo vantato da questo punto di vista. Pensiamo che sia vantaggioso per noi, per l'amministrazione comunale, per il comune di Cavolo, perché probabilmente per lo stesso proponente. Grazie, vice sindaco commisso. Altri interventi? L'ultima cosa, no, posso dire, forse 10 anni sono sufficienti. Allora si poteva pensare a fare una convenzione con 5 rinnovabili, 5 con un nuovo anno tra 5 anni, cioè non è che cambia, capite quello che sto dicendo, non è dice il sindaco, si poteva fare 5, no, cioè lasciare tra 5 anni la possibilità di fare un nuovo intervento, una nuova proposta, magari emergono tra 5 anni nuove esigenze e quindi va ripensata la convenzione e quindi ma anche per stare di fronte alla realtà, 10 anni sono veramente tanti. Comunque.
Altri interventi? Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Votiamo la immediata eseguibilità della delibera. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, bilancio consolidato del gruppo Comune di Cavre, approvazione e risultanze esercizio 2017. Do la parola al signor Sindaco. Visti gli articoli 11 bis e seguenti del decreto legislativo 118/2011 relativi alla redazione del bilancio consolidato da parte dell'ente capogruppo e relativi enti, organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate con le modalità e i criteri di quel principio applicato del bilancio consolidato contenuti nell'allegato 4/4 del medesimo decreto, visto in particolare l'articolo 11 quinquies del richiamato decreto, ai sensi del quale si considerano partecipate per fini d'oggetto le società nelle quali l'ente locale dispone di una quota di voti esercitabili in assemblea superiore al 20%, fatta salva con riferimento agli esercizi 2015 e 2017 l'inclusione delle società a totale partecipazione pubblica affidatarie ai servizi pubblici locali. Preso atto che il paragrafo 3 del principio applicato del bilancio consolidato prevede preliminarmente un'attività di competenza dell'organo esecutivo diretta a individuare in primo luogo gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in secondo luogo, nell'ambito di questi, gli enti, aziende e società che vanno per presente il bilancio consolidato secondo un criterio di rilevanza. Vista la deliberazione giunta comunale numero 129 del 14 giugno 2018, con la quale sono stati individuati gli enti da considerare nel consolidamento dei conti riferiti all'esercizio 2017, che risultano essere, oltre al Comune di Cavre, l'azienda speciale della Moschetta, la Fondazione Cavre Città dello Sport, la controllata Cavre Patrimonio in liquidazione, partecipata al 100%, e le partecipate ASO SPA partecipata al 7,84% e LDA SPA partecipata al 1,37%. Rilevato che rispetto al precedente bilancio consolidato non compare ASI SPA in quanto nel frattempo assorbita da Veritas SPA e che non compare neppure quest'ultima in quanto priva dei requisiti per il consolidamento. Vista la documentazione allegata al presente atto e costituita da relazione della nota integrativa sulla gestione consolidata e conto economico e stato patrimoniale consolidato allegato 1, relazione dell'organo di revisione contabile in data 20 agosto 2018 allegato numero 2, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 20 settembre 2018 ai sensi dell'articolo 10 vigente regolamento del Consiglio Comunale, si chiede di deliberare di approvare le risultanze consolidate del gruppo amministrazione pubblica Comune di Cavre riferite all'esercizio 2017 contenute nella complessiva relazione costituente allegato numero 1 alla presente deliberazione. Grazie signor Sindaco, ci sono interventi? Capogruppo Ferraro. Sì, grazie signor Sindaco. Solo un chiarimento. Nella relazione sulla gestione consolidata si fa riferimento al fatto che alla data del 31/12 il bilancio non è presente il bilancio della società Cavre Patrimonio perché non ha fornito informazione, né risulta aver approvato il bilancio dell'esercizio 2017 e nemmeno predisposto uno schema allo stesso, motivo per cui viene esclusa dal perimetro del consolidamento. Allora la domanda mia è, non avendo prodotto il bilancio, è fuori dal perimetro del consolidamento per questo motivo? Cioè è il motivo per cui è stata esclusa? Grazie. Grazie, gruppo Ferraro. Ci sono altri interventi? Capogruppo Miolo. Sì, grazie Presidente, grazie Sindaco. Mi accorgo anch'io un attimino alle preoccupazioni manifestate dalla consigliera, perché nella relazione che si legge a un certo punto c'è un passaggio per cui il revisore raccomanda all'ente di mettere in atto tutte le attività di monitoraggio e controllo che derivano
bilancio non sia stato prodotto e non sia stato allegato a questo documento. E quindi sì, anche noi siamo un po' perplessi su questo, nel senso che poi in commissione ci viene detto sì, però il documento non è stato prodotto e la società sostanzialmente non ha bilancio perché è in dismissione e quindi non c'è. Però la revisione si ravvisa insomma che sembrerebbe che non sia proprio un passaggio proprio perfetto. Se poteste darci magari qualche ragguaglio su questo, grazie. Grazie capogruppo Miolo, ci sono altri interventi? Lo sindaco se vuole rispondere. Allora, la situazione di messa in liquidazione e di gestione attuale della liquidazione della cavola del patrimonio determina anzitutto che la cavola del patrimonio non ha un termine perentorio per dover andare a trovare il bilancio come se fosse una società attiva, invece la società attiva lo aprile, prorogabile il 30 giugno e quindi ha una scadenza, un termine che in realtà non esiste, non è più un termine ordinario per l'approvazione del bilancio di una società in liquidazione, è inattiva di fatto perché non sta operando. Quindi da un lato determina che non c'è inadempienza da parte della Cavola del Patrimonio per non aver approvato il bilancio. Come detto in commissione dal dirigente e dal segretario comunale, il bilancio della Cavola del Patrimonio si chiuderà una sorta di bilancio una tanto per il momento della liquidazione finale, molto probabilmente la chiusura della liquidazione, molto probabilmente alla fine di quest'anno, molto probabilmente. Dall'altro lato c'è comunque una raccomandazione del revisore, giustamente c'è la raccomandazione del revisore perché Monte di Cavour esercita il controllo analogo sulla partecipante, in questo caso totalitaria, che quantunque è di fatto inattiva è ancora esistente. E questa raccomandazione del revisore è stata puntualmente osservata primis dagli uffici comunali e da ultimo anche dal sindaco. Io vi richiamo alcune date. Già il 3 maggio a firma del dirigente, il 28 giugno a firma del dirigente, il 30 luglio a firma del dirigente, il 3 settembre a firma del dirigente e poi il 19 settembre a firma del sindaco. È stato sollecitato comunque da un lato la chiusura dell'operazione di liquidazione della Cavola del Patrimonio e quindi la realizzazione del bilancio, sollecito che mirava a far entrare comunque già in questa delibera un bilancio consolidato e tenesse conto anche della chiusura della Cavola del Patrimonio. Non è stato possibile perché da un lato le imputazioni hanno richiesto più tempo legatamente anche alla circostanza di carenza di personale amministrativo, come poi puntualmente alla mia nota il liquidatore ha risposto, nota invalidata, segnalando che c'è stato questo tipo anche di problema, ma molto probabilmente sarebbe già stato chiuso. Per cui non c'è nessun problema di approvare oggi il bilancio consolidato del Comune di Caule e il bilancio consolidato del Comune di Caule in assenza del bilancio della Cavola del Patrimonio. Grazie signor Sindaco, ci sono altri interventi? Nessun intervento, vediamo i voti. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno. Ratifica deliberazione di giunta comunale numero 170 del 2 agosto 2018 avente ad oggetto variazione numero 3 in via d'urgenza del bilancio di previsione 2018-2020. Do la parola all'assessore Barbara. Grazie Presidente, buonasera. Vista la deliberazione della Giunta Comunale numero 170 del 02/08/2018 avente ad oggetto variazione numero 3 in via d'urgenza del bilancio di previsione 2018-2020 che in copia costituisce legato numero 1 alla presente deliberazione. Preso atto che la citata deliberazione è stata assunta in via d'urgenza
ai sensi dell'articolo 42, comma 4 del decreto legislativo 267/2000 ed è conseguentemente da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale in 60 giorni successivi alla pena di decadenza, ravvisata la sussistenza di motivi di urgenza posti a fondamento del suddetto provvedimento. Visto il parere favorevole espresso in merito dal revisore dei conti in data 20/09/2018, che in copia costituisce legato numero 2 al presente atto, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 20/09/2018 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, visti i pareri di irregolarità tecniche contabili espressi ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dall'articolo 3 del regolamento dei conti interni in merito alla presente proposta di deliberazione, per quanto sopra-espresso si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione di giunta comunale numero 170 del 02/08/2018, avente ad oggetto variazione numero 3 in via d'urgenza bilancio di previsione 2018-2020 che viene allegata al presente atto. Grazie Assessore Barbaro, ci sono osservazioni sull'intervento? Mettiamo i voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti, quindi nessuno. Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno, sentenza del TAR del Veneto numero 1412 del 22 maggio 2006 del Codice della Strada numero Consiglio di Stato, CDS, gli acronimi vanno di interpretazione del Consiglio di Stato numero 1900 del 3 novembre 2016, riconoscimento debito fuori bilancio. Do la parola al signor Sindaco. Concorso notificato il 22 settembre 1999, il signor Amedeo Piva, proprietario dell'immobile del Comune di Caorle, ha impugnato la concessione edilizia numero 317 del 4 novembre 1997 e la successiva variante numero 537 del 25 febbraio 1999, entrambe rilasciate dall'amministrazione alla società Sarri SS per la ristrutturazione con la realizzazione di un parcheggio esterno a uso delle singole unità abitative ricavate nel complesso edilizio e di nuove terrazze o poggioli aggettanti, nonché con l'innalzamento di una parete, di un immobile adiacente a quello di sua proprietà, chiedendo l'annullamento dei titoli edilizi di risarcimento del danno sofferto. Con sentenza 22 maggio 2006, numero 1412, il TAR per il Veneto, sezione seconda, dopo aver spedito consulenza tecnica nel merito, ha accolto la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti dell'interesse fatto valere dal ricorrente, respingendo la domanda risarcitoria e condannando le parti soccombenti, il Comune e la società Sarri, al pagamento delle spese di giudizio. Contro la sentenza, la società Sarri e il Comune di Caorle hanno interposto separati appelli al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, dopo aver riunito i ricorsi, si è pronunciato dichiarando l'appello in parte fondato e in parte infondato. Da ciò è derivata una declaratoria di parziale improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Ne è quindi seguita una parziale conferma, una parziale riforma e un parziale annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il tutto con pronuncia di compensazione delle spese di giudizio tra le parti, considerata la reciproca soccombenza. A seguito della sentenza suddetta si è posta la questione del recupero delle spese liquidate con la sentenza in primo grado, in quanto il Consiglio di Stato nulla ha statuito in ordine alle stesse, che il TAR liquidava a favore del ricorrente Amedeo Piva nella misura di euro 6.000, oltre a IVA e cassa avvocati per 2/3 a carico del Comune di Caorle e per 1/3 a carico della ditta fondo interessata. Ne deriva un obbligo di pagamento a carico di questo ente di euro 5.075,20, importo riconosciuto legittimo dal revisore unico, che rispetto a una prima quantificazione di euro 5.836,48 comprensiva del 15% di spese generali richieste alla controparte, evidenzia che altre spese non sono addebitabili all'ente in forza della sentenza del TAR, tanto premesso che il Consiglio Comunale, dato atto che gli oneri derivanti dalla sentenza
rientra nella fattispecie di debito fuori bilancio, ravvisata la necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio modificato nella somma omnicompressiva di euro 5.075,20, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consiliare in data 20 settembre 18, visto delegato parere favorevole dell'organo di revisione espresso in data 20 settembre 18, considerato che l'articolo 23,5 della legge 289/2002 dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei Conti, si propone di deliberare di riconoscere ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A decreto legislativo 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio come presenza individuato, motivato che è scritto per un totale di euro 5.075,20 derivanti dalle sentenze richiamate che risultano esecutive per l'amministrazione, di dare atto che la spesa troverà copertura nel competente capitolo del bilancio 2018, demandare al responsabile del settore segreteria affari generali l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione delle somme indicate nella sua richiamata sentenza del TAR del Veneto e riconosciuta con il presente atto, e di trasmettere il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 23,5 legge 289/2002 alla competente procura della Corte dei Conti. Grazie, signor Sindaco. Ci sono interventi? Nessun intervento. Vediamo i voti. Voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. Votiamo la immediata eseguibilità della delibera. Voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. Passiamo all'8º punto all'ordine del giorno. Articolo 28,2 della legge regionale del Veneto numero 39 del 3 novembre 2017, approvazione di ulteriori condizioni per particolari situazioni presenti nel territorio comunale ai fini della pubblicazione dei bandi di edilizia residenziale pubblica. Con la parola all'assessore Barba. Considerato che l'articolo 28 ad oggetto condizioni per l'attribuzione del punteggio ai fini della selezione delle alloggi della legge regionale numero 39/2017, norme in materia di edilizia residenziale pubblica, prevede che il Comune possa stabilire, in rapporto alle particolari situazioni presenti nel proprio territorio, ulteriori condizioni per l'attribuzione di specifici punteggi alle domande dei concorrenti e all'assegnazione di alloggi. Visto il regolamento regionale numero 4 del 10 agosto 2018, ad oggetto del regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, articolo 49,2, legge regionale 39/03/11/2017, considerato che, ai sensi dell'articolo 8,4 del regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, si prevede che il Comune possa stabilire ulteriori condizioni con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio, con l'assegnazione di punteggi da 1 a 8. Considerato che, ai sensi dell'articolo 24 della sopracitata legge regionale 39/2017, si provvede annualmente all'indizione del bando del concorso per l'assegnazione degli alloggi DR. Ritenuto ai sensi dell'articolo 28 d'oggetto condizioni per l'attribuzione di punteggi ai fini dell'assegnazione degli alloggi della legge regionale numero 39/2017, norme in materia di edilizia residenziale pubblica, e dell'articolo 8,4 del regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, di attribuire i seguenti punteggi per un massimo di 8 in considerazione delle particolari situazioni presenti sul territorio. Nuclei familiari seguiti e presi a carico alla data di scadenza del bando dal settore servizi alla persona del Comune di Cave, in situazioni di particolare rilevanza sociale ed economica, legate e specifiche problematiche abitative e progettualità sociali, debitamente documentate dal servizio sociale e professionale del Comune di Cave, punti da 1 a 8, un punto per ogni anno, oltre 8 anni, 8 punti. Nuclei familiari con contratti di natura transitoria regolarmente registrati in corso di validità alla data della scadenza del bando, punti numero 4. Nuclei familiari con componenti possesso
di attestazione di persona svantaggiata, legge numero 381 del 08/11/91 e legge regionale numero 24 del 5/7/94, punti 2. Visto lo statuto comunale, visto l'articolo 82 del decreto legislativo 267/2000, visto il verbale della commissione consigliare relativamente all'argomento in oggetto, visti i pareri di regolarità tecnica e contabili espressi ai sensi dell'articolo 197 bis del decreto legislativo 267/2000 e dall'articolo 3 del regolamento comunale dei controlli interni in merito alle presenti proposte di deliberazione, per quanto sopra-espresso si chiede al Consiglio di deliberare di attribuire ai sensi dell'articolo 28 d'oggetto condizioni per l'attribuzione dei punteggi ai fini dell'assegnazione degli alloggi della legge regionale numero 39 del 2017, norme in materia di edilizia residenziale pubblica e dall'articolo 8,4 del regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, in rapporto alle particolari situazioni presenti nel proprio territorio, i seguenti specifici punteggi alle domande di concorrenti all'assegnazione dell'alloggio DEA. Nuclei familiari, seguiti e presi a carico alla data di scadenza del bando del settore del servizio alla persona comunicata in situazioni di particolare rilevanza sociale ed economica legate a specifiche problematiche abitative o progetto di attività sociali debitamente documentate dal servizio sociale e professionale del comunicato. Punti da 1 a 8, un punto per ogni anno, oltre 8 anni, punti 8. Nuclei familiari con contratti di natura transitoria regolarmente registrati in corso di validità alla data di scadenza del bando, punti numero 4. Nuclei familiari con componenti in possesso di attestazione di persona svantaggiata, punti numero 2. Grazie, Assessore Barbaro. Ci sono degli interventi? Capogruppo Ferraro. Sì, grazie Assessore. Volevo farle alcune domande. La prima, mi chiedo scusa se può sembrare banale, ma l'articolo 24 della legge 39 dice che provvede annualmente all'indizione del bando di concorso per l'assegnazione di alloggi TNE. Vado all'articolo 24 della Convenzione, no, del regolamento della legge regionale numero 39 del 2017 e parla di costi di servizio, quindi non di bando, di indizione del bando del concorso. Ma la cosa che mi preme di più è quella relativa all'attribuzione dei punti. Per esempio, i nuclei familiari con contratti di natura transitoria si vedono aggiunti 4 punti nel caso di scadenza del contratto transitorio, quindi non continuativo, mentre i nuclei familiari con attestazione di persona svantaggiata sono 2. Allora la nostra domanda era quella: perché non invertire questa graduatoria e quindi privilegiare maggiormente le persone svantaggiate, cioè dando 4 punti a chi ha in possesso un'attestazione di persona svantaggiata rispetto a un nucleo familiare con un contratto di affitto transitorio? Questa era la prima e la seconda richiesta di chiarimenti che avevo. Grazie. Grazie, Capogruppo Ferraro. Assessore Barbaro. Sì, beh, quello del 24 il punto. L'articolo 24 sì. Non riesco a dire perché, ma penso che l'attribuzione su questo sia il punto 8, l'articolo 8, del punteggio delle graduatorie. Per il discorso dell'attribuzione di punti ulteriori, senza parlare di punti ulteriori a quello che è già fissato dalle graduatorie, mentre è stata una scelta proprio degli uffici competenti in base proprio alle esigenze che hanno loro sul territorio, anche perché poi intanto portiamo avanti questa tipologia, nel prossimo anno ci sono altri casi particolari da prendere in considerazione o, come dice lei, invertire punteggi. Questa è una prova, sostanzialmente, perché poi io ho visto anche le domande, le assegnazioni normali già così, è una cosa in più, sono veramente limitati i casi dove possiamo attribuire punteggi ulteriori. Probabilmente forse quella della via transitoria, perché a Capri sa benissimo che gli affitti sono quelli più disastrosi, o meglio, abbiamo tanti
affitti invernali e poi li lasciano a piedi perché l'estate è turistica, eccetera. Chiedo scusa, posso? Sì. Lei saprebbe darmi una definizione anche molto sommaria su persona svantaggiata? Avevamo chiesto anche in commissione al dottor Bello, non sono persone con handicap, cioè sono persone che hanno perso il lavoro, persone con particolari patologie, con dipendenze. Ci sono già delle richieste da parte, no, all'ufficio preposto di queste patologie particolari? Grazie. Sostanzialmente di tutto sono quelli con la disoccupazione o che non trovano lavoro o che hanno un'età fuori da un contesto lavorativo che trovano a casa. Gran parte quella sui lavoratori che hanno disoccupazione. Che hanno perso il lavoro? O perdono lavoro nel controllare per questione di età, ma anche non solo sull'età avanzata ma anche giovane. Grazie, ci sono altri interventi? Nessun intervento? Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità, quindi non aspetto contrari agli astenuti. Vediamo la immediata eseguibilità della delibera. Voti favorevoli? Unanimità, quindi visto che non ci sono voti contrari agli astenuti, non ci sono altri punti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta. Grazie e buona serata. John.